Diego Martin, allenatore Volley Treviso, appena vinto 3-0 la Coppa Veneto Under 14 maschile, la settima della storia, o meglio la settima consecutiva, la nona della storia della società che una volta era la Sisle Treviso. Cambia il nome, non cambia la sostanza, insomma. Diego, cosa ci dici? Ma in questo inizio di anno no, infatti la soddisfazione è quella di aver portato a casa il trofeo, i primi a portare a casa un trofeo per il nome nuovo della società, o meglio recuperato dopo 25 anni di Sisle, quindi siamo particolarmente felici. Peraltro è arrivato sostanzialmente in casa nostra, Pala Verde, dove io respiro qui da molti anni ed è veramente proprio bello. Sulla partita un primo set tiratissimo, 30-28, poi è andata un po' meglio, ma che paura il primo set, Diego? Il primo set l'hanno fatto per gli allenatori. Ci hanno provato a vedere se riuscivamo a tenere la partita, ci siamo riusciti sia io che la mia avversaria e poi la gara ha preso fortunatamente una piega un po' più facile. Qual è stata la chiave di volta della partita, secondo te? Ma quel primo set credo abbia fatto bene da una parte e un po' male dall'altra. Negli altri due non c'è stata la stessa determinazione. La pallavolo è un po' così, se si cala un po' di concentrazione purtroppo sembra che il divario sia importante, invece spesso è dato da alcune situazioni. Tu mi avevi detto prima della partita che a fine di questa gara avresti potuto tirare un bilancio di questi primi mesi. Così a caldo che bilancio è? Ma guarda, il bello della finale di Coppa Veneto in questo periodo qui è sostanzialmente poter tirare un bilancio tecnico, cioè capire se l'investimento che è stato fatto fino a qua è stato buono. Ognuno di noi ovviamente farà le proprie valutazioni, anche perché sia da una parte che dall'altra c'erano degli infortuni e le squadre erano piuttosto rimescolate. Io per certi aspetti sono molto contento di quello che ho visto in campo, da un punto di vista dell'impostazione mentale dei ragazzi, da un punto di vista tecnico invece il cammino è molto... Allora, grazie a Diego Martin per la disponibilità e congratulazioni ancora per la vittoria in Coppa Veneto. Grazie a voi.